Buongiorno a tutti, mi chiamo Angelo, sono un volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Presto la mia opera, tra virgolette, presso la casa di riposo Bellaria di Appiano Gentile. Sono qui per raccontarvi, brevemente, magari in qualche puntata, la mia esperienza sul Cammino di Santiago. Allora, il Cammino di Santiago è un percorso, è un cammino che si svolge nel nord della Spagna, soprattutto nel nord della Spagna perché ci sono diversi cammini, e quello più famoso è il cammino francese. È il cammino francese che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, che è sui Pirenei, non lontano da Lourdes, e attraversa tutta la Spagna del nord e arriva sulla costa occidentale in Galizia dopo 800 km e arriva in un paese che si chiama Santiago de Compostela, dove si dice ci siano le reliquie dell'Apostolo Giacomo. Niente, voglio raccontarvi questa mia esperienza che praticamente è iniziata nel 2015. Il mio cammino è iniziato nel 2015, nel luglio del 2015, quindi quest'anno sono 5 anni. Ho compiuto questo cammino in 20 giorni, sono 800 km, io l'ho compiuto in 20 giorni, attraversando appunto tutto il nord della Spagna. È stato il mio regalo dei miei 50 anni, perché adesso ne ho 55, quindi ai miei 50 anni ho chiesto ai miei cari, quindi mia moglie, i miei figli, di lasciarmi andare. Avevo questo desiderio di fare questo cammino e loro, ben contenti perché mi vedevano contento, mi hanno lasciato andare, tra virgolette. Era un cammino che avevo già cominciato, avevo già fatto in parte nel 2008, percorrendo 320 km da León, che è un po' il capoluogo della Castiglia, arrivando fino a Santiago. Però l'esperienza mi era piaciuta talmente tanto che mi ero ripromesso che l'avrei rifatto. E quale occasione migliore se non quella dei miei 50 anni? Niente, parto la mattina del 3 luglio da casa accompagnato da mia moglie che mi accompagna all'aeroporto e, e praticamente all'aeroporto incontro già qualche ragazzo, qualche ragazza con questo zaino che indicava già il pellegrinaggio per Santiago. Praticamente per questo pellegrinaggio ci vuole una preparazione fisica, mentale anche, mentale, perché affrontare un viaggio di 800 km dove ogni giorno bisogna percorrere 20, 25, 30, io 40 km è sicuramente una preparazione mentale e fisica deve essere anche adeguata. Allora, io sono partito col mio zaino, uno zaino di 7-8 kg circa, dove veniva inserito, dove è stato messo tutto l'occorrente per poter effettuare il cammino in maniera sicura e tranquilla, quindi dei cambi, ehm, dei cambi chiaramente, tutto il necessaire per il primo soccorso, asciugamani, e poco altro, diciamo, il necessaire per la pulizia personale e per il lavaggio degli indumenti. In più, oltre allo zaino, questa, questa è quella che viene chiamata in spagnolo la concha, è una capasanta praticamente, non è altro che una capasanta dove io ho dipinto, ho scritto, ho inciso, diciamo, la croce di Santiago, questa è la croce di Compostela, croce di Santiago, il mio nome in spagnolo, Ángel, e l'anno
del mio pellegrinaggio. Questo è un simbolo che contraddistingue un po' i pellegrini che vanno verso Santiago. Tutti o quasi appendono questa concia, questa capasanta, attraverso un laccetto che entra dentro questi due forellini e viene appeso sullo zaino, sulla mucilla. In spagnolo lo zaino viene chiamato mucilla. Praticamente parto la mattina del 3 luglio, prendo l'aereo a Orio al Serio e atterro a Tarbes, che è una cittadina non lontano da Lourdes. Qui a Lourdes io avrei voluto anche fermarmi qualche giorno, giusto giusto per ringraziare la Madonna che mi aveva concesso questo privilegio di poter fare questo pellegrinaggio, ma atterrato a Lourdes, atterrato a Tarbes, la mia strada prende quella dei pellegrini, quindi io non seguo quelli che vanno verso Lourdes, ma vado con quelli che vanno verso Santiago de Compostela. È stato qualcosa di inconscio, le mie gambe in automatico hanno preso quella strada perché forse così doveva essere. Ho detto la Madonna mi perdonerà. Va bene, niente. Prendo questa strada per prendere un taxi o comunque un pullman che mi porti a Saint-Jean-Pied-de-Port, che rappresenta il punto iniziale del cammino francese, viene chiamato così perché parte dalla Francia, e insieme a dei compagni di viaggio, dei compagni che avevano preso con me l'aereo, che non conoscevo assolutamente, ci rechiamo verso Saint-Jean-Pied-de-Port. Prendiamo un taxi cumulativo, un taxi da 8 posti, e quindi per dividere le spese, perché il tratto che va da Tarbes a Saint-Jean-Pied-de-Port è piuttosto lungo e anche piuttosto costoso, quindi abbiamo diviso la spesa per questo Saint-Jean-Pied-de-Port e niente, e lì ho cominciato a conoscere i miei compagni di viaggio, quelli che mi avrebbero accompagnato in parte o anche tutti durante il mio percorso. È stato bellissimo perché le prime amicizie nascono in quel momento, le prime amicizie, quelle che ti porterai poi avanti con gli anni, nascono proprio in quel momento. Ed è bello vedere come tante persone venissero da tutta Italia. C'erano persone da Brindisi, persone da Crema, persone di Bergamo, persone di Trento, Bolzano. È stato meraviglioso. C'era un ragazzo di Bassano del Grappa, una ragazza di Mariano Comense qua vicino. E con queste persone ho fatto amicizia sin da subito. Ci accomunava questo obiettivo, questo desiderio di arrivare a una meta, no? Ci scambiamo le prime opinioni, ognuno di loro veniva da storie diverse, veniva da lavori diversi, quindi è stato bello all'inizio averli conosciuti in questo modo. Arriviamo a Saint-Jean-Pied-de-Port, facciamo una foto di rito chiaramente, e dopodiché ci avviamo verso l'ufficio del pellegrino, l'ufficio che fa la prima accoglienza ai pellegrini che arrivano dall'aeroporto o da tutta l'altra parte. L'accoglienza, che cosa succede? Praticamente ci si mette in fila, si aspetta il proprio turno, dopodiché ci sono degli addetti che spiegano di cosa si tratta, danno una mappa in mano, spiegano il percorso e danno, diciamo, l'alloggio della prima notte. La prima notte diciamo, l'albergo della prima notte viene scelto da loro. Guardano dove c'è posto in questo paesino che è sui Pirenei, sulle Pirenei francesi, molto carino tra parentesi, e praticamente ti dirottano in un albergo del pellegrino. Dovete sapere che tutti i pellegrini hanno in mano una credenziale, viene chiamata credenziale, una specie di passaporto
una specie di passaporto che ti permette di alloggiare negli alberghi del pellegrino, alberghi del peregrino. In questi alberghi si ha la possibilità di pagare poco, chiaramente. Diciamo che negli alberghi del pellegrino si paga dai 5 ai 10 euro, a seconda che siano alberghi parrocchiali, alberghi comunali oppure alberghi privati, perché ci sono anche delle persone che mettono a disposizione le proprie camere per una notte, chiaramente, e chiedono fino a 10 euro. Quindi io passo la prima notte con Giovanni. Giovanni è un ragazzo della mia età, ha un anno in più, abita a Soncino in provincia di Crema e con lui si crea subito un feeling. Sarà per l'età, sarà per anche il credo religioso, sarà per gli obiettivi, le idee molto comuni alle mie. C'è con Giovanni subito un feeling, un grande feeling. E a Giovanni regalo la mia concia, una delle mie capesante che avevo portato con me nello zaino, e gli scrivo il suo nome, Giovanni, con la stessa data e la stessa croce. Questo è il mio regalo di benvenuto al mio primo compagno di viaggio, alla persona che dorme nel letto accanto. Dovete sapere che negli alberghi del pellegrino si condivide molto, si condividono le camere, si condividono i bagni, ahimè, qualche volta si condivide un po' tutto, si condivide la vita, si condividono gli ideali e si condivide la strada. Con Giovanni passiamo questa prima notte a Saint-Jean-Pied-de-Port, è una notte molto agitata, perché chiaramente c'è quell'ansia di partire, c'è quella voglia di mettere il primo passo fuori dall'albergo e cominciare a camminare. Dormo pochissimo e dormo male, un po' per la stanchezza, un po' appunto per questa adrenalina che si ha in corpo. Tant'è che ci svegliamo entrambi verso le 5 del mattino, ci svegliamo alle 5 del mattino e cominciamo a camminare. Insieme con noi ci sono altre persone, sono le persone che avevano preso con noi il taxi il giorno prima. Certo che comunque sul cammino di Santiago ognuno tiene il suo passo, ognuno ha il suo ritmo e praticamente dopo un tratto di strada fatto insieme, quindi qualche chilometro, giusto per scambiarci due parole, ognuno prende la sua strada. Ognuno prende la sua strada con la promessa di ritrovarci all'albergo successivo, alla tappa successiva. Quindi ci si mette d'accordo grosso modo con Giovanni e con gli altri che si saremmo trovati a Roncisvalle. Roncisvalle, la prima tappa Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncisvalle è lunga 27 km, non tantissimo. 27 km, però fatta in salita, perché grande parte di questa tappa viene fatta in salita. È una tappa meravigliosa, la prima tappa è la più bella, non so se è perché è la prima, ma si attraversano i Pirenei. In questi 27 km si entra nel cuore dei Pirenei, lo spettacolo naturale è meraviglioso, campi verdi, maneggi, cavalli allo stato brado, mucche, capre, meraviglioso, veramente meraviglioso, un clima fresco anche, a a quell'altezza fa sicuramente fresco, ma la prima tappa è veramente quella memorabile. Durante la prima tappa incontro sul mio cammino Cristiliane, che è una ragazza, chiamiamola così, alla mia età, quindi è una ragazza, è una ragazza brasiliana di 50 anni, anche lei, è una ragazza brasiliana, è una suora laica che rimasta vedova da giovane ha preso questa strada. È molto cara e gentile, a Crestiliane durante la discesa verso Roncisvalle cerco un bastone
Anche il bastone è un simbolo importante del cammino, viene chiamato bordon, e gli regalo questo bastone. Gli regalo questo bastone. C'è chi lo compra durante il cammino di Santiago e c'è chi invece se lo procura attraverso i boschi che ci sono numerosi sul cammino di Santiago. Anch'io mi preparo il mio bordone, che è questo, vedete? Un legno semplicissimo, un legno non so di quale tipo di pianta, molto resistente comunque, e nel quale incido il mio nome, Angel, questo è il bastone originale, Angel in spagnolo è angelo, la freccia, la freccia amariglia, la freccia gialla che indica il percorso da seguire per arrivare a Santiago e quest'altro simbolo che è la conchiglia, la concia stilizzata. Io incido questi tre simboli, il mio nome, la freccia amariglia e la concia, e con questo bastone inizio il mio cammino, praticamente proseguo il mio cammino, quello che mi porterà poi a Santiago. Ok? Va bene, volevo dire giusto due parole su Cristiliane, questa suora laica, è un'oblata molto devota a Gesù, e con lei si crea un certo feeling, chiaramente, per quanto riguarda la prima tappa, e praticamente insieme arriviamo a Roncisvalle. Arriviamo a Roncisvalle, troviamo posto presso questa struttura meravigliosa, questo sembra quasi un castello, e niente, e qui passiamo la prima notte. Nel frattempo arrivano gli altri compagni di viaggio, dopo i primi 27 chilometri. Ok? Questa è stata la mia prima tappa del Cammino di Santiago. Alle prossime puntate vi andrò a raccontare anche le prossime. Un abbraccio e un bacio.